di Antonio De Curtis, in arte Totò. Chi è l'uomo? Non sono un grand'uomo, non sono uno scienziato, a scuola non so chiuso nessuno mi ha mannato. Sì, io sono intelligente e m'ho spiato a me. Io sono nata a Napoli che ne posso sapere. Appartengo alla massa, a quella folle gente che non capisce proprio niente. Però vi posso dire una cosa, campana notte e giorno a sto paese, pure mi sono imparato qualcosa che si chiama umanità. Senza sapere né leggere né scrivere, da onesto cittadino analfabeta, vi posso parlare un un argomento che certamente vi può interessare. Chi è l'uomo? L'uomo è un pupazzo di carne, con sangue e con cervello, che prima venne al mondo, cioè in coppa sta terra, madre natura che è sempre previgente, la mise in fondo all'anima con sutorindo cuore una vurzella, con dinte tanta e tanta pupazziella, che saccio marioncella, una strega beneviente, uno scienziatiello atomico con la faccia indisponente, un bello capestata vestuta a pulcinella, curtiella accetta, strummola e qualche sciabulella. Pensando che pupazzo un giorno si fa uomo, si può divertire chi sto può fa e come. Sceglie una rindomazza che tiene rinda vurzella, quella che a più le piace fra tutte le pazzielle. Si può sentire dicere, o tale hanno arrestata, erano senza scrupoli, pazzi al peculato. I treni non camminano, a posto si è fermato, chi tiene in mano strummolo, pazzi hanno si è spassata. O scienziatiella atomica che ha bomba una stretta, maronna, tremmo popolo e si mo chi staietta. Guardate che disgrazia si asciabulella a ferro, nu capo che è lunatica ti fa scoppiare una guerra. Senza pensare co popolo, mamma, moglie e figlia chiagnano a tante lacrime, distrutte sue famiglie. A sti pupazzi carne a foca gente l'avessero educato come manganiella, oppure la natura previgente avesse fatto tornare una masaniella. Me cose no, non cagnano e voti chi o perché. Noi siamo tanta pecora, facciamo sempre bene.